Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati, questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 11 gennaio 2024. El Salvador. Le competenti autorità salvadoregene hanno prorogato fino al 10 febbraio 2024 lo stato di emergenza per consentire alle locali forze di polizia di implementare le misure di sicurezza contro la criminalità locale, in particolare le Maras. Tali misure hanno al momento portato ad una significativa disarticolazione delle predette organizzazioni e prodotto finora un miglioramento della situazione securitaria in tutto il territorio salvadoregno, in particolar modo nelle zone turistiche del paese. Si consiglia di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali e di seguire gli sviluppi della situazione attraverso i mezzi di comunicazione disponibili, incluso il sito web e l'account Twitter dell'Ambasciata d'Italia agli indirizzi www.ambsansalvador.esteri.it e @Italinsalvador. Qatar. Si informa che le autorità dello Stato del Qatar hanno disposto l'obbligo di stipulare un'assicurazione sanitaria per tutti i visitatori non residenti che intendano recarsi nello Stato del Qatar. Per maggiori informazioni consultare la sezione sanitaria che trovate nella scheda dedicata sul sito viaggiaresicuri.it. Finlandia. Il governo finlandese ha annunciato la proroga della chiusura dell'intero confine terrestre con la Federazione Russa fino all'11 febbraio 2024. Fino a tale data tutti i valichi di frontiera terrestri con la Russia resteranno chiusi al traffico. L'eventuale estensione del termine o la sua revoca anticipata sarà oggetto di riesame da parte del governo nel corso delle prossime settimane. Si precisa che l'attraversamento ferroviario presso il valico di confine di Vainikkala è ancora attivo, tuttavia riservato unicamente al trasporto cargo e merci. Per approfondimenti consultare il sito internet delle autorità di frontiera finlandesi www.ragia.fi. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare Sicuri e Informati. Vi ricordo che le notizie sono tratte dal sito viaggiaresicuri.it. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare Sicuri e Informati.